Taglio del nastro per la passerella pedonale di Portofino. Nei prossimi giorni verrà decisa la riapertura al pubblico compatibilmente con le esigenze di cantiere per la ricostruzione della provinciale. Siamo sulla via della ricostruzione, le parole di speranza del Vescovo nella messa per Santa Barbara celebrata a Santa Margherita Ligure, presenti i marinai della Capitaneria, sindaci e vigili del fuoco. Gli agricoltori si appellano alla Regione contro il problema dei cinghiali. L'assessore Mai punta su due direzioni, un bando per le recinzioni e la ricerca di fondi per salvaguardare i muretti a secco. Nata per celebrare il centenario di ordinazione sacerdotale di Padre Mauri, l'associazione Semi di Speranza ha festeggiato 10 anni di solidarietà per i bisognosi del territorio e dell'Africa. 266 giorni in viaggio per raccogliere le storie di chi lotta per i diritti. È la luna di miele di Stefano e Daniela, raccontata a Sestri Levante. Dall'esperienza è nato il documentario Apparteniamo alla terra. Nel solco della tradizione genovese assegnati i premi Ciavai e Pippo Raffo 2018, premiate una poesia ambientata in un frantoio, la foto dei lavatoi e 3 tesi di laurea incentrate sul territorio. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. In apertura andiamo a Portofino, taglio del nastro questo pomeriggio alla presenza di autorità civili e militari per la nuova passerella che collega la Cervara con Paraggi, che toglierà Portofino dall'isolamento collegandola, almeno pedonalmente, con Santa Margherita Ligure. Al momento il camminamento non è utilizzabile dal pubblico, ma tra pochi giorni, sicuramente entro Natale, sarà disponibile per tutti, integrando così il servizio navetta dell'ATP. Vediamo. In meno di un mese abbiamo costruito una passerella che nelle prossime ore verrà collaudata e prima di Natale, come promesso, ricollegherà Portofino a Santa Margherita e quindi con le navette sarà possibile raggiungere con comodità anche quando via mare è più difficoltoso il borgo. E poi subito dopo Natale, già in queste ore, stiamo lavorando al cantiere definitivo, quello che dovrà ridare la strada, come abbiamo promesso, entro il ponte del 25 aprile, insomma per la primavera e per la stagione turistica, perché è indispensabile non solamente per Portofino, che è dovuto, non solamente per Santa Margherita, ma per l'immagine tutta del nostro paese. Domani ci sediamo intorno a un tavolo e mettiamo in campo quelle che sono le ambizioni di ognuno di noi e dobbiamo conciliarle con l'andamento dei lavori e con, ripeto, il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Una riapertura completa sarà possibile, diciamo così, la vigilia di Natale? La riapertura completa sarà possibile anche prima, ma sarà regolamentata per esigenze di cantiere. Quindi ci saranno delle lavorazioni che potrebbero incidere sul transito dei pedoni, perché noi dobbiamo garantire prima di tutto la sicurezza, quindi ci potrebbero essere delle fasi, dei giorni in cui la passerella viene chiusa in alcune ore per consentire appunto l'andamento del cantiere. La strada per Pasqua resta un obiettivo credibile? Assolutamente sì. Ci crediamo, siamo una squadra che ha dimostrato già nell'emergenza di saper lavorare e sicuramente se avremo l'aiuto del tempo, quello che è la cosa fondamentale, la strada sarà sicuramente pronta per Pasqua, per fare una grande stagione turistica per il Tiguglio, che se lo merita dopo tutto quello che è successo in questo periodo. Preoccupato per il cantiere invece a San Michele di Pagana, che riguarda Rapallo, ma ovviamente l'imbocco per Santa Margherita Ligure? Ma sicuramente la SP 227 sta vivendo un momento delicato da tanti punti di vista, però sono convinto che come Santa e Portofino hanno saputo essere celeri per ripristinare questa situazione, che ovviamente è di dimensioni non comparabili con quelle di San Michele, immagino che altrettanto farà Rapallo sul suo territorio. Nel frattempo salta il progetto di riorganizzazione del transito dei bus turistici nel Tiguglio occidentale all'uscita del casello di Rapallo. Almeno per il momento il progetto sarà accantonato e l'esito dell'incontro tra i sindaci di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, che ha avuto al centro il tema della viabilità e delle conseguenze della mareggiata di fine ottobre. I danni sono molto consistenti e fra questi c'è anche la distruzione del molo dei battelli di Rapallo, che sarebbe stato uno dei punti importanti per l'intera razionalizzazione dei transiti dei pullman. La sperimentazione di questi mesi pertanto viene chiusa, i pullman turistici potranno pertanto transitare in direzione Santa Margherita Ligure, i comuni rimetteranno sul tavolo di lavoro il tema quando le strutture saranno ripristinate.
E questa mattina il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, insieme al vice sindaco Pier Giorgio Brigati, al presidente del Consiglio Comunale Mentore Campodonico, all'assessore all'ambiente e al demanio Umberto Moretti, supportati dai legali di Comune Rapallo e dai dirigenti, hanno avuto un incontro con i rappresentanti del porto Carlo Riva. Al centro del tavolo le azioni per stabilire insieme le attività necessarie per portare a termine le operazioni di recupero delle imbarcazioni ancora arenate o affondate e di bonifica del Golfo. All'incontro erano presenti anche i rappresentanti della Capitaneria di Porto di Genova e quelli della Locamare di Rapallo. E a più di un mese dalla mareggiata che ha colpito il Tigullio occidentale, questa mattina a Santa Margherita Ligure il vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, ha celebrato la Santa Messa in occasione della festa di Santa Barbara, alla presenza dei rappresentanti delle forze armate e dei marittimi. Un modo per rendere grazie alla patrona del fatto che nonostante il grave momento di difficoltà nella notte tra il 29 e il 30 di ottobre non si siano registrate vittime. Siamo sulla via della ricostruzione. Queste le parole del vescovo come incoraggiamento. Sentiamo. Oggi in particolare ho voluto manifestare la vicinanza del compartimento marittimo, del direttore marittimo ai ragazzi di Santa Margherita proprio a un mese dopo l'evento, e quindi vogliamo essere tutti uniti da Genova in poi. Con quale spirito i suoi uomini hanno affrontato questo periodo, questo tempo di difficoltà e anche di ripartenza? Ma sicuramente con lo spirito di servizio, è quello che li anima, è quello che io ritengo e deve essere il nostro spirito a vantaggio, a favore della comunità, quindi non pensare a se stessi ma pensare agli altri. È il nostro modo di lavorare, il nostro modo di andare avanti, il nostro modo di essere vicini ad una comunità che ha subito dei grossi danni. Lasciandoci alle spalle quella nottata tremenda, ora siamo pronti ad andare avanti senza fermarci per restituire ai cittadini l'ordinarietà che meritano, perché poi questo è il nostro ruolo, no? Parlo come istituzioni, quindi non soltanto come Guardia Costiera, e questa adesso è la scommessa che dobbiamo vincere. Il Vescovo ha detto siamo sulla strada della ricostruzione, un messaggio di speranza che senz'altro sarà stato gradito. Assolutamente, infatti l'ho ringraziato ed è appunto il messaggio che mi dà la forza di andare avanti, perché poi vedere che insomma proprio Sua Eccellenza abbia notato, no, il nostro entusiasmo e la voglia di lavorare vuol dire che stiamo trasmettendo il messaggio giusto all'esterno e quindi proseguiamo su quella strada che ci è stata indicata. Lei già da noi in trasmissione e oggi qui nella lettera di invito al Vescovo diocesano ha avuto così anche il coraggio di dire dobbiamo ringraziare anche il Signore che non ci siano state vittime, forse da parte dell'uomo delle istituzioni non è scontato. Ma io, come ho detto anche oggi, dietro ogni divisa c'è un uomo. Non bisogna avere assolutamente timore ad ammettere le proprie debolezze, le proprie paure, le proprie preoccupazioni. E sono pienamente convinto, perché la notte eravamo insieme con i nostri uomini, insieme alla cittadinanza, che quello che è accaduto non soltanto per le capacità dell'uomo. C'è qualcuno che ha vegliato su di noi. E il momento di Santa Barbara, di oggi, era proprio un momento nel quale dedicare un pensiero di gratitudine proprio a chi ha vegliato su di noi la notte. E la festa di Santa Barbara è stata celebrata anche in Fontana Buona. Nella chiesa di Monleone di Cicagna si sono radunati gli ardesiaci per la Santa Messa presieduta dal vicario generale della diocesi, Don Stefano Mazzini. Quest'anno la ricorrenza è stata occasione per ricordare un operaio di 47 anni, straniero, scomparso alcuni giorni fa a causa di un malore mentre stava lavorando in una cava di Orero. Sentiamo. La festa di Santa Barbara cade a pochi giorni da un evento luttuoso che ha colpito la Fontana Buona e tutta l'industria ardesiaca. Un pensiero, un ricordo di questa persona che ci ha lasciati. Innanzitutto vorrei dire che oltre che un grande lavoratore, cosciente di tutta la sua posizione, cosciente del lavoro che faceva, era un grande amico. Non ha mai perso un attimo per il lavoro. Non ho mai perso un attimo per le fandonie, è stata una grande persona, lo ricordiamo così e ricordiamo la sua famiglia e soprattutto i bambini di 5-10 anni e sarà un ricordo che lo ricorderemo sempre, ce lo porteremo nel cuore. Come sta l'Ardesia in Liguria e in Fontana Buona nello specifico come il momento?
No, il momento è difficile per tutti, in un momento critico sia a livello nazionale che internazionale, non è semplice. Diciamo che l'Ardesia è un qualcosa di tradizionale che va rispettato e mantenuto, e anzi con l'aiuto di tutti, però bisogna considerare che il mercato è cambiato completamente, il mondo cambia, e noi che siamo qui, che lavoriamo, che ci sono le 20 cave aperte e si estrae Ardesia Ligure, bisognerebbe riconoscere la nostra vitalità e mantenercela. L'Ardesia per la Val Fontana Buona è un po' il cuore produttivo, no? E quindi la festa di Santa Barbara è un po' la festa della valle. Quest'anno appunto è stata anche l'occasione per stringersi attorno a questa famiglia, ma anche un po' ritrovare anche un desiderio di speranza, no? Un po' anche come ricordavo nell'omelia. Anche i piccoli germogli di bene sono destinati a crescere se noi li sappiamo riconoscere e coltivare, quindi il desiderio era anche dare questo aspetto di speranza per questo settore, che è certamente un settore decisivo per la Valle, ma che ha conosciuto anche tante difficoltà in questi anni. La cronaca: i carabinieri di Seste Levante hanno denunciato in stato di libertà un uomo per furto con strappo e furto aggravato continuato. Le indagini sono scaturite dalla denuncia presentata da un 57enne residente a Carasco, al quale sarebbe stato asportato un orologio del valore di circa 5.000 euro. Nel corso della perquisizione il denunciato sarebbe risultato in possesso di un ulteriore orologio e una catenina in oro sottratti ad un cittadino slovacco, nonché la fede nuziale di una 92enne di Casarza Ligure. Tutti i furti sono avvenuti all'interno dell'ospedale di Lavagna. È stato pubblicato sul sito di Regione Liguria l'avviso pubblico con una dotazione finanziaria di 40.000 euro per progetti volti a garantire le cure odontoiatriche ai minori in difficoltà economiche o sociali oppure sottoposti a tutela giudiziaria. Scattano dunque i 15 giorni entro i quali potranno essere presentati i progetti per ottenere il finanziamento e accedervi. Potranno accedere al contributo gli enti del terzo settore iscritti al registro regionale che con almeno 2 anni di esperienza nel settore offrono garanzie di moralità professionale e capacità tecnica professionale, abbiano la carta dei servizi e rispettino le norme anticorruzione. Voltiamo pagina. Gli agricoltori chiedono alla Regione di intervenire con misure efficaci per risolvere il problema dei cinghiali. L'assessore all'agricoltura Stefano Mai ha spiegato di voler intervenire in 2 direzioni: un bando per favorire l'installazione di recinzioni e la ricerca di fondi per salvaguardare i muretti a secco. Sentiamo. Distruggono i muretti a secco, rappresentano un pericolo per le città, rovinano colture e pascoli. I danni causati dai cinghiali sono sempre ingenti. Le associazioni di categoria ricevono ogni giorno chiamate di persone che vedono il proprio lavoro vanificato da ungulati e non solo. Parliamo di cinghiali, ma parliamo di caprioli e daini, senza pensare, soprattutto dalla parte più all'interno, anche al problema del lupo. Quindi questo deve essere per noi e per la Regione, che chiediamo un aiuto importante, deve essere una priorità. Regione Liguria intende trovare una soluzione, come dichiarato dall'assessore Stefano Mai in diretta TV su Telepace, ma nel breve periodo sarà complicato. Credo che quest'anno andremo molto in difficoltà dopo la sentenza del TAR che ci obbliga a chiudere la caccia a metà dicembre. Generalmente andavamo fino a fine gennaio, quindi penso che ci saranno enormi problemi. Mai spiega dunque di voler puntare sulla caccia di selezione che sino ad oggi sembra aver dato buoni risultati. Faremo un bando, ecco questa è la novità, un bando, una cosa nuova che ho inserito nel PSR esclusivamente per le recinzioni. Cercheremo di stimolare recinzioni comprensoriali, ma ci sarà anche la possibilità di attingere in modo singolo, però non possiamo pensare di recintare tutta la Regione Liguria, tutti i campi coltivati. Dobbiamo trovare delle misure che ci aiutino a contrastarlo maggiormente. Ora che i muretti a secco sono stati riconosciuti patrimonio dell'umanità UNESCO, occorre davvero fare qualcosa per tutelarli. Le risorse messe in campo ad oggi, la Regione stima 11 milioni di fondi per 100 km quadrati di muretti, tuttavia non bastano per tutti. Conto molto su questo riconoscimento UNESCO dei muretti per provare a fare dei programmi, partecipare a dei bandi europei che ci portino delle risorse in questo senso. Però l'obiettivo è quello di riuscire a far insediare aziende agricole sul nostro territorio che possano vivere del loro bene e che quindi possano prendersi cura del territorio stesso.
Sestri Levante promuove anche quest'anno il progetto di solidarietà La Luce di un gesto che si rivolge sia alle realtà locali che si occupano di persone con fragilità sociali, sia a realtà internazionali per sostenere i bambini rispetto alle loro esigenze sanitarie. Quest'anno l'iniziativa sarà rivolta a 2 centri di ascolto cittadini, al Centro Unico di Distribuzione Alimentare e l'Associazione Semi di Speranza. Sul fronte della cooperazione internazionale è stato scelto il progetto dell'Associazione Shanti Sahara che si occupa dei bambini saharawi. La raccolta è iniziata il 1° dicembre e si concluderà il 28 febbraio 2019. Per chi volesse sostenere direttamente queste realtà potrà effettuare un versamento sul conto messo a disposizione dall'Associazione Baia delle Favole, che si farà garante, insieme al Comune di Sestri Levante, dell'effettuazione dei bonifici alle realtà sostenute. E proprio all'Associazione Semi di Speranza sarà dedicata la prima parte della rubrica Si può dare di più, in onda questa sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. L'ente ha festeggiato di recente 10 anni di attività sul territorio e in Africa, in particolare in Ruanda, dove è presente una missione dell'Opera Madonnina del Grappa. Vediamo. Un momento di festa questa sera. Certo, un momento di festa perché sono passati 10 anni dalla nascita di questa associazione Semi di Speranza, che è un'associazione ONLUS ma nata, collegata anche con l'Opera Madonnina del Grappa, perché è nata dal contesto in cui celebravamo il centenario di ordinazione sacerdotale del nostro fondatore, padre Enrico Mauri. E poi per far vedere che era un uomo di preghiera come sacerdote appunto, ma aveva anche questo impeto di impegnarsi nel sociale. Quindi l'associazione Semi di Speranza vuole far vedere, esprimere questa dimensione di padre Mauri nel sociale, nell'impegno per il prossimo, proprio partendo dal Vangelo e da ciò che Gesù Cristo ci ha insegnato. La Madonnina del Grappa ha sempre avuto un'attività di aiuto, di assistenza molto informale, sia sul territorio e sia anche in Africa, quando si è aperta la missione nel 2002. A un certo punto si è cominciato a sentire l'esigenza di istituzionalizzare un po' questa attività benefica, altruistica, e quindi è nata l'associazione ONLUS, come ha detto prima Don Charles, come io lo dico, monumento vivente alla persona sacerdotale di Padre Mauri, nel centenario della sua ordinazione sacerdotale. È stata una scelta di tutta l'opera, invece di fare targhe, monumenti e pubblicazioni, fare un evento, una realtà che dura nel tempo e che incide nel tessuto sociale sia del territorio sia dell'Africa. Parliamo adesso invece del progetto Alternative realizzato da 2 giovani italiani, Daniela e Stefano, che hanno deciso di fare una luna di miele particolare. In un lungo viaggio attorno al mondo hanno raccolto le storie di chi lotta per i diritti. Ne hanno parlato nei giorni scorsi a Sestri Levante. Sentiamo. La storia di Stefano e Daniela nasce a Wau, in Sud Sudan. È il 2014, sono cooperanti per una ONG e sentono il desiderio di cercare storie che possano ridare loro speranza e ispirazione. A settembre si sposano e partono per un giro del mondo sociale. L'idea è di andare ad incontrare persone che con coraggio affrontano problemi come la privatizzazione dell'acqua, politiche agricole nocive, lo sfruttamento minerario e della terra. Una luna di miele che per i 2 sposini è durata 266 giorni attraverso 20 paesi del mondo. Abbiamo intervistato attivisti, fautori di progetti particolari e quindi abbiamo registrato le interviste. All'inizio volevamo raccogliere tutto in un libro, poi abbiamo realizzato che c'era tanto materiale interessante che volevamo condividere, quindi abbiamo iniziato una seconda fase del nostro progetto, è quella del documentario che abbiamo chiamato Apparteniamo alla Terra. Il documentario sta girando l'Italia. Di recente è stato proposto a Sestri Levante nell'iniziativa Confini e racconti dal mare alla terra.
La visione del documentario ha scatenato dopo la visione un bel dibattito su queste tematiche, la gente si confronta molto su quello che succede in altri paesi con quello che succede nel proprio territorio e quindi stiamo ricevendo un bel riscontro da parte delle persone che vengono e guardano il documentario. Nel loro viaggio Daniele e Stefano hanno raccolto l'esperienza di 31 organizzazioni sociali diverse, cooperative e associazioni impegnate nella difesa del diritto alla terra, dei diritti delle donne e dell'accesso alle risorse naturali. Tra le storie spicca quella del megaprogetto del governo messicano per la costruzione di un aeroporto vicino a Città del Messico, contrastato per 18 anni dalla popolazione locale. L'aeroporto sarebbe dovuto essere costruito sulle loro terre agricole, che sono tra l'altro terre alluvionali, che quindi non sono buone dal punto di vista ingegneristico per farci un aeroporto. Hanno lottato per 18 anni con costo di arresto, tortura e stupri e finalmente hanno vinto qualche settimana fa con un referendum nazionale che ha bandito l'aeroporto dalle loro zone ancestrali. Una notizia di servizio, andiamo a leggerla sul nostro sito teleradiopace.com. Per consentire i lavori di spostamento della rete idrica, Iren Acqua Tigullio sospenderà l'erogazione in alcune parti della città di Chiavari giovedì prossimo, 6 dicembre, dalle 8:30 alle 17. Saranno interessate dal temporaneo di servizio Piazza San Front, via Piacenza Lato Fiume, via Entella Lato Fiume, via Lungo Entella, via Ri Lungo Entella, via Le Sergio Casman, via Bado Gianotto, via Ugolini, traversa di via Ugolini, via Giorgio Canale, via Damiano Chiesa, via Capitano Renato Orsi, via Aldo Gastaldi, Corso Lavagna e via Pio X, la parte bassa. Anche quest'anno l'associazione U Castello di Chiavari ha assegnato i premi per la migliore poesia dialettale, Pippo Raffo per la fotografia e un riconoscimento a 3 tesi di laurea legate al territorio. La cerimonia si è svolta all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Siamo andati a vedere. Il premio Chiavari di poesia in dialetto nasce dall'intento di promuovere e mantenere la cultura e tradizione legata al genovese. In 34 anni di vita l'iniziativa dell'Associazione Culturale U Castello è stata arricchita di ulteriori sezioni del premio, uno dedicato alla fotografia e uno alle tesi di laurea. Quest'anno la scrittrice che ha saputo meglio immortalare un'immagine tipicamente ligure nel suo componimento è stata Nanda Fellerini, che ha focalizzato la sua attenzione su un luogo legato alla vita agricola, il frantoio. E questo mi ricorda il sapore dell'olio sul pane di casa quando eravamo bimbi e anche l'odore, che io lo definisco l'odore un po' particolare dello stoccafisso che bolle, e intorno a questo stoccafisso tutti quanti ad aspettare per assaggiare come sarà l'olio di questa annata. Ambientata in un luogo un tempo di utilizzo comune, la miglior fotografia premiata con il premio Pippo Raffo consegnato a Maria Luigia Vaccarezza. Ho fotografato i traggi, volevo che si vedesse i rubinetti, l'ardesia dove vengono lavati i panni e quindi anche un po' di particolari, le mollette di legno di quei tempi. E anche il cattino, che era ancora un cattino proprio vecchio di alluminio, diciamo. 3 le tesi di laurea che sono state insignite del riconoscimento della giuria. La prima è alla famosa millenaria abbazia di Borzone. L'altro premio interessante, fatto tra l'altro a 2 mani da una ragazza di Chiavari e da una ragazza di Sesti Levante, quello sull'antica cereria di Chiavari, e poi un'altra che è stata una scoperta realmente curiosa, perché ci ha fatto conoscere il trallallero, che è questo canto polifonico genovese, ed è stata appunto fatta una tesi da una chiavarese. In prossimità delle festività natalizie, i mercati settimanali di Chiavari e Recco effettueranno un'apertura straordinaria. A Chiavari, oltre alle giornate prolungate del 14 e 21 dicembre, previste dal regolamento comunale, sarà anche venerdì 7 dicembre i banchi dei 105 operatori del mercato aperti fino alle 19. A Recco invece doppio appuntamento fino alle 18:30, lunedì 10 e 17 dicembre. Nella nostra scheda adesso alcuni appuntamenti in agenda per domani.
appuntamenti in agenda per mercoledì 5 dicembre. È aperto alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra. Le opere esposte saranno visitabili dalle 10 alle 12 al primo piano della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari. Per i corsi di cultura di Chiavari dalle 16 nei locali di Via delle Vecchie Mura, il docente Giorgio Bob terrà una lezione di storia antica sul tema La piramide di Saqqara, Zosers e Imhotep. Sempre alle 16 a Villa Quirolo di Rapallo, nuova lezione dei corsi dell'Accademia Culturale. Il presidente Giorgio Caralis terrà una conferenza su Il cittadino cosmopolita. Nello spazio espositivo del laboratorio Casoni di Via Bighetti a Chiavari è sempre aperta la mostra dedicata all'illustratore Didi Coppola. Si tratta di una raccolta dei suoi disegni messi a disposizione della moglie. La mostra, dal titolo Le Vele, resterà aperta sino all'8 dicembre con orario 10-12 e 16-19. È aperta a Villa Tiguglio di Rapallo invece la mostra I segni della guerra, Rapallo nel primo conflitto mondiale. Orario di visite dalle 14 alle 18. Per il sesto anno consecutivo il presepe sarà allestito all'interno del mulino monumentale Rapria a Belpiano. La particolare realizzazione scenografica è stata curata da Andrea Corbetta, scenografo del Teatro della Tosse. All'interno del presepe sarà collocata l'immagine del Bambino Gesù benedetta da Papa Francesco. Per la prima volta la rappresentazione della Natività sarà caratterizzata da una frase: Gesù per nascere sceglie l'essenziale, lui è l'essenziale, di Rosangela Brizzolara. La prima accensione del presepe sarà sabato 22 dicembre alle 17:30. Il presepe sarà poi visitabile tutti i giorni festivi e prefestivi, stesso orario fino all'Epifania e successivamente le domeniche fino alla 1 di febbraio oppure prenotando le visite. E chiudiamo con una notizia di pesca, andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. Nel campionato di pesca notturna disputato sul lungo Entella, primo posto assoluto per Alberto Cordano, campione sociale con i ben 20 kg di pescato, medaglia d'argento per Rinaldo Superchi con 13 kg di pesce, mentre il bronzo è andato ad Alberto Co con 8,5 kg di muggini. La competizione singolare, vista anche la fascia oraria notturna prescelta, ha stimolato i partecipanti che si sono dati battaglia affinando le tecniche e ottenendo risultati impensati. Per il prossimo anno Fima Chiavari sta pensando di aumentare il numero di manifestazioni del progetto Pesca in città, coinvolgendo altre tecniche come la moderna pesca a feeder, la pesca all'inglese e confermando la tecnica a colpo sia con prove diurne sia notturne. E con questa notizia si conclude questa edizione di Tiguglio Oggi. L'informazione torna domani mattina a 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello e 12:45 la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.